Tempo di derby, tu da giocatore ne hai vissuto giusto qualcuno, che ricordi hai intanto? Sì, forse sicuramente la partita più sentita dell'anno, sia per noi e soprattutto per loro. Sono state partite molto dure sempre, quindi ho un bel ricordo dell'atmosfera e un bel ricordo perché alla fine non avendone perso neanche uno, tutto sommato, insomma, è un bel ricordo anche quello. Tecnicamente come la state preparando intanto, considerando che siamo ancora in uno stage abbastanza eh, precoce della stagione? Ma vale un po' quello che ti dicevo la settimana scorsa, siamo veramente molto attenti a quello che è la nostra prestazione, quindi stiamo cercando di limare, di mettere a posto tutte le cose che di domenica in domenica troviamo ci sia bisogno di verificare, su cui ci sia bisogno di lavorare e abbiamo ovviamente visto quello che ci aspetta a livello tecnico. Quello che sicuramente dovremmo riuscire a far capire ai ragazzi è quello che ci aspetterà a livello emotivo, quindi una partita molto calda sicuramente. Tempo atmosferico può essere un fattore, sarà un fattore anche per le condizioni del campo? Sicuramente ci sarà un campo pesante, domenica non dovrebbe piovere, vediamo un po' com'è. Quello che è sicuramente un fattore è una partita che sarà già chiusa di suo, se dovesse essere molto bagnata e molto fangosa si attaccherà molto ovviamente alle fasi statiche, al gioco degli avanti e quindi dovremo essere molto bravi noi lì a eseguire bene anche sotto pressione e anche con le difficoltà atmosferiche che ci potrebbero essere. Vi siete già parlati con i ragazzi, magari tu o anche i giocatori che hanno già esperienza proprio per provare a sviscerare un po' il significato di questo derby? Sì, è già da lunedì comunque che qualcuno che ne ha giocati un po', sta un po' mettendo in guardia, diciamo, un po' di nuovi. Abbiamo anche Roby Reale che ne ha giocati tanti dall'altro lato e che quindi insomma può far percepire ancora meglio ai ragazzi quello che si prova. Credo che sia veramente la cosa più importante farsi trovare pronti dal punto di vista attitudinale, perché ripeto, sarà una battaglia sicuramente molto dura, giocare a casa loro è sempre complicato, è sempre difficile, ma io conto che si debba riuscire a far valere il proprio tasso tecnico anche a fronte di questa cosa.